Ricorda che l'obiettivo è prendere le fortificazioni. Finalmente, ragazzi, alle porte di Venezia, pronti a intraprendere una nuova guerra con anche Austria e Spagna. Adesso siamo pronti. Bel terreno pianeggiante. La formazione a stella, come potete vedere, è mostruosamente grande. C'è addirittura un ponte che porta, studiamo il loro territorio. C'è un ponte appunto qua davanti che dà fastidio, ma a me non preoccupa perché qua abbiamo davanti una bella delle ottime mura che possiamo buttare a terra con i nostri obbici. Terzo reggimento, eccoli qua, da 12 libbre, che hanno anche i proiettili incendiari. Ah, eccole qua. Superare eventuali fortificazioni nemiche. Sono davvero dei mostri per l'epoca in cui siamo. Li mettiamo proprio qua davanti, proprio in prima linea. Li armiamo. Io ora non so se usare il proiettile normale o il proiettile incendiario. Abbiamo anche 4 obbici, quindi davvero il terrore. Il proiettile esplosivo, detonazione innescata a una miccia, non ci dà altro. Incendiario e incendiario, però credo che le palle di cannone vere e proprie potrebbero dare molto più fastidio. Allora, ci siamo? Siamo pronti? Siamo già pronti. Gli obbici questi si possono spostare. I picchieri pronti dietro. Dove sono i picchieri? Eccoli qua, pronti dietro nel caso in cui gli viene qualche strana idea di uscire dalle mura. La cavalleria subito dietro i picchieri per darci una mano. E pronti veterani di guerra del Regno delle Due Sicilie insieme alle guardie del re che attendono, diciamo, mettiamole qua dietro. Attendono, ragazzi, l'arrivo, come dire, una breccia. Sembra l'assedio di Minas Tirith. Qua chi c'è? I briganti che ormai stanno diventando unità non più in uso. Abbiamo qua questi e questi. Allora, ragazzi, la battaglia è molto difficile. Non è vinta, anzi, il contrario, potrebbe essere persa. Ma dobbiamo riuscire a fare tantissimi danni a Venezia. Qua abbiamo i cavalieri e, ragazzi, si inizia. Molte unità di fanti portano rampini, ragazzi, e scale di corda da usare per gli assedi. Possono usarli per scalare le mura. Ok. Tutti dovete concentrare il vostro fuoco su questo muro. Qui. Tutti insieme. Forza. Forza, ragazzi. Qua. Ecco che arrivano gli obbici, ragazzi. Inizia il fuoco. Benissimo. Sono dure queste mura da buttare a terra. Benissimo, si parte. Arrivano cannonate a tutta forza. Dai, hanno un'ottima cadenza anche di fuoco. Mamma mia, meno male che abbiamo scoperto questi obbici. Con i mezzi cannoni non avremmo combinato niente. Vediamo un po'. Pronti, ragazzi. Pronti, ragazzi. Forza. Vediamo un po'. Voglio sentire anche, ecco qua che ricaricano gli obbici da 12 libbre. Il generale è qua dietro, pronto. Vediamo un po' quello che succede. Intanto loro anche con i cannoni cercano di darci fastidio. Le unità aspettano, ricaricano gli obbici, come potete vedere sono pronti. Già abbiamo fatto un po' di danni, 15%, 4%. Ecco che partono le parabole dei cannoni e arrivano, colpiscono, 17%. Ragazzi, mi sembra che facciano meno danno delle altre cannonate, però è perché le mura sono veramente spesse. Mamma mia, già un 36%. Già un 36% di danno. Arriva un'altra cannonata all'interno della città di Venezia, dove le persone sono nascoste nelle case, non sanno cosa sta per succedere, con tutti gli uomini qui sulle mura che tentano di difendere. Vediamo chi c'è qua dietro. Qua dietro ci siamo dimenticati un'unità di briganti. La portiamo subito in avanti senza farla stancare. Ancora partono cannonate da parte degli avversari che ci vogliono dare fastidio ai briganti là sotto, ma partono altre cannonate. Ecco, si alzano nuovamente le parabole dei nostri obbici d'attacco. Vediamo un po'. Eccole là che si innalzano. Vediamo un po'. Venezia cerca di spostare le unità via da questo muro. Noi bombarderemo finché abbiamo proiettili, Bombarderemo fino alla fine. Già sono al 50% di danno e perdono qualcosa. Già perdono qualcosa. Abbiamo fatto benissimo. Arrivano altre cannonate qua a terra. Loro hanno davvero tantissime unità che dobbiamo, ragazzi, decimare con i nostri cannoni.
nient'altro. Vediamo un po'. Noi abbiamo investito tanto su queste unità. Sono sconosciute forse ancora a Venezia. Noi grazie alla cultura e alla tecnologia ci siamo portati molto avanti. In ambito navale siamo spaventosi, ma anche in ambito militare, grazie a questo soprattutto alle nostre ricerche a Bologna e all'Aquila, che hanno garantito una nuova tecnologia. E si continua. Potete vedere i colpi che fumo che si innalza dalla nostra zona. Andiamo un pelino più velocemente, tanto per riuscire. Ecco. Vediamo un po'. E si infrangono al di sopra di queste mura, come potete vedere 87%, 88%, 93%, si arriva a valori molto alti, partono le ultime cannonate, eccole là, che arrivano, vediamo se riusciamo a buttare a terra il muro, purtroppo arrivano a terra, dovevano aumentare l'angolo di tiro, si innalzano altri colpi, vediamo un po', e a terra, siamo riusciti ad abbattere il primo muro, adesso vediamo un po'. Ottimo colpo ragazzi, ottimo colpo. Adesso vediamo, guardate della bella breccia che siamo riusciti ad aprire. Non è molto grande, quindi ci concentriamo. Eccoli, eccoli che vogliono uscire. Eccoli che vogliono uscire. Chi sono questi? Fanteria di linea, terzo reggimento. Vogliono darci fastidio. Appena avanzano ancora un po' io prendo qualche unità, la guardia del re per esempio. Ecco qua, partono altre cannonate. Vediamo un po'. Ah no, 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 si sono solo allargati. Eccoli qua. Ragazzi, ormai avete visto come sparano i nostri cannoni. Adesso ci concentriamo sul buttare a terra anche quest'altro muro, per avere anche un angolo, come dire. Ragazzi, vediamo se riusciamo a sparare. Ecco, ecco, ecco. Vediamo un po'. Loro sono un po' usciti così. Guardate qua delle grandi unità che ci sono, ma per buttare a terra questo pezzo ce ne vuole, Meglio buttare a terra questo. Ma io ragazzi proverei un attimo i proiettili esplosivi, tanto per provare, visto che la breccia ormai l'abbiamo aperta. Vediamo che cosa cambia. I proiettili esplosivi è una nuova tecnologia. Eccoli che arrivano. I proiettili esplosivi non credo. Vediamoli. Che fanno? Esplodono in aria? E che fanno? No, no, ma quale proiettili esplosivi? Siamo pazzi. Abbiamo buttato non so quanti proiettili. Sono esplosivi, sì, esplodono in aria. Ma a me interessa colpire il muro, me ne faccio. Ed ecco qua che arrivano nuove cannonate. Ecco qua 47%, 50%. Stiamo per demolire anche il nuovo muro disponibile. Eccolo qua, 54%. Ecco che si innalzano altre cannonate, ragazzi. Voglio velocizzare un po' perché ormai avete visto un po' come vanno le come funzionano i nostri cannoni. Facciamo un attimo di pausa. Ecco qua. Abbiamo colpito anche là dietro. E volevo farvi vedere. Ecco, ecco, ecco che partono. Ecco, ecco, ecco. Vediamo un po' se riusciamo questa volta a indovinare. 87%, 88, 92, 95. Vediamo un po'. 96, dai ragazzi, l'abbiamo buttata a terra. E cade giù anche una nuova zona d'attacco. Ora ci concentriamo qui col fuoco. Vediamo cos'è andato giù. È andato giù anche cosa. Vediamo un po' cosa va giù. Vediamo un po'. Anzi, io direi di iniziare a bersagliare queste unità qui. Vediamo se un paio di colpi glieli possiamo tirare qui. Cos'è caduto qua? Tanto per capire che non abbiamo aperto nessuna breccia. Vediamo un po'. Eccolo che arrivano nuove cannonate. Vediamo se le possiamo lanciare un paio proprio qua nel centro. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Purtroppo sono ben nascosti. Ma attenzione, perché dobbiamo stare attenti al tempo. E allora ragazzi, facciamo una cosa. Il fuoco lo concentriamo qua.
E adesso con la breccia aperta possiamo dare fastidio. Allora prendiamo le nostre unità. I cannoni intanto continuano a sparare. Allora noi prendiamo tutto il nostro plotone. Eccolo qua. Ovviamente i cannoni li usciamo dal plotone. Dove sono? Eccoli qua, perfetto. Mannaggia. Oh. Tutto il nostro plotone lo portiamo in avanti. No, dobbiamo fare un plotone un po' diverso. Allora mettiamoci qua con queste guardie reali innanzitutto. Benissimo. Spostiamoci con queste guardie reali sul lato per evitare problemi. Prendiamo queste altre unità e le mettiamo su quest'altro lato. Belle, tutte qui organizzate, per evitare problemi anche con i cannoni. Oddio, 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 speriamo che non gli fanno niente. Allora ragazzi, sto cercando di selezionare tutte le unità disponibili e metterle per bene per attaccare gli avversari. Corriamo però, meno male che i cannoni hanno un angolo di tiro molto alto. In generale lo mettiamo qua. Allora dobbiamo mezz'ora ancora. Dobbiamo distruggere questa zona e dobbiamo attaccare ragazzi. I cannoni sì, hanno fatto il loro dovere, però continuano a bersagliare. Ok, ci siamo posizionati. Le cavallerie le spostiamo pure. Questi uomini adesso li macineremo tutti se possiamo. Forza ragazzi, veloci. Speriamo di farcela in mezz'ora. Generale qua dietro. Forza generale. Abbiamo i batteristi, li mettiamo dietro. Le cavallerie. Perché quel buco in mezzo nella nostra formazione. (95%), ottimo. Ecco nuove cannonate in arrivo. Oh. Basta, basta ragazzi, fermiamoci. Ora i cannoni devono fare un altro discorso. Dove sono i cannoni? Ma che è successo? Dai, io che non volevo fare niente. Oh. Allora i cannoni devono riuscire a sparare qua adesso con i proiettili esplosivi. Maledetti. Ma che ci vuole a sparare per bene? Facciamo una cosa. Usiamo i proiettili normali, guardate che... Allora qua non ho capito perché c'è sto buco,
Mettiamo i veterani di guerra in prima linea. Anzi, i cannoni, concentriamoli qua. Ah, che cannonata che ci è arrivata. Ragazzi, potete sparare quando volete voi, Non li vedo che sparano con molta frequenza, con molta cadenza di fuoco, Sì, ci stiamo dando un po' di filo da torcere, però non era quello che volevo. Qua si è aperta una bella breccia. Sì, sì, andate qua. Forza. Ragazzi, iniziamo a sparare. Vorrei capire perché non sparano. Cioè sparano. Chi ne spara? Uno? Vediamo. Dai. Ma che sparano questi due? Ah, ma sparano a file. Ah, ancora pensavo. Ah, questi veterani da guerra. Avete capito come sparano? Per avere un fuoco continuo sparano un po' uno, un po' l'altro. Qua che abbiamo le guardie reali. Sì ragazzi, li stiamo vincendo, però con una lentezza e non vorrei che finisca il tempo. Abbiamo 20 minuti. Ragazzi, stiamo procedendo molto lentamente, ma li stiamo mandando via. Ok. Ma qua che c'è ancora? Per rottura di scatole, Fuoco qua.
Ehi là, ehi, ma che fate? Ma dai, i veterani di guerra che fanno? Dove sono sti veterani di guerra? Vabbè, i briganti, secondo me i briganti sono i migliori, che sparano. No, sparano uno alla volta. I briganti sparano tutti. Guardate. Guardate i briganti che belli, sparano tutti. Oh, questi qui tutti regolari, sparano a cadenza. Sparano 2 persone su 120, ma non lo so io, dai. Tanto qua i cannoni sono riusciti un po' a impaurire anche questi. Benissimo ragazzi, qua cosa c'è ancora? Qua dentro cavalleria, tocca a te. Basta così, entriamo dentro. Dai. Facciamo una cosa. Prendiamo i cannoni, anzi prendiamo i bicchieri. Andiamo qua. I prendiamoli e li mettiamo più vicini. No, aspettate, metteteli un attimo fuori. Ecco, attenzione a questi. Oh. Lancieri, no, non è indietro. Ragazzi, un po' di difficoltà. Meno male stanno arrivando i bicchieri. Ah, i bicchieri dove sono? Dai, andate, correre. Oh, sono entrati in battaglia, meno male. Ecco, di lato i briganti li affettano. Quanti bicchieri che ci sono qua. Allora ragazzi, ce la stiamo facendo. Forza, fateci entrare. I cannoni stanno arrivando.
cannoni. Vai. E vediamo se possono eliminare qua tutto questo qui. Vai. Ragazzi, stiamo vincendo, ma con molta fatica. Sono tosti questi, non ci fanno passare. Abbiamo qua dentro pure i bicchieri. Mamma mia, le cannonate. No! Il nostro generale è morto. Ma dove? Dov'era? Era qua. E adesso le unità iniziano a scappare però. Ma come ha fatto a morire il generale? È morto con un colpo di cannone però. Il generale l'avevo messo dietro però. No però. Abbiamo distrutto tutta Venezia. Adesso non mi dite che le unità scappano. Dove state andando? Dai, è morto il generale. Ma dai, è morto con una palla di cannone. Poi qua il vantaggio. Il vantaggio. Non ci credo che ora vincono perché mi è morto il generale così fortuitamente. Non ci credo, ragazzi. Perdiamo la battaglia per colpa del generale che era qua. Su tutta la sua unità di uomini è morto solo lui. Ma dai. Non ci credo, dai. Pure se è morto il generale è un'offesa perdere questa battaglia così. Tutti i picchieri, tutti questi uomini messi qui. Non ci credo che non riescono a vincere questi 6-10 uomini che ci sono qua, dai. Ho capito che è morto fortuitamente. Qua siamo in leggero svantaggio e mi sa che gli dobbiamo dare una mano. E loro hanno finito tutte le truppe, non ne hanno più. Questi sono gli ultimi che hanno. Loro hanno il generale ancora, noi abbiamo perso. Ragazzi, la battaglia sta continuando, ma non riusciamo a... Cioè, non... In questa breccia non riusciamo a seminare il terrore, non riusciamo a ucciderli. Vediamo un po'. E niente, allora vediamo un po'. Qua tutto è in fiamme. Qua ci sono cavalieri a cavallo, nemici. Guarda che precisione, eh. Niente, loro hanno 80 uomini qua, 14 uomini e 97 contro più di 300-400 uomini e non riescono a vincere i nostri uomini. Sono dietro e stanno soffrendo. Niente, non lo so io cosa dire. Boh, poi... Non lo so cosa dire, veramente, ragazzi. Siamo più di 1000 messi qua dentro e non riusciamo a vincere 30 uomini che poi sono anche... Hanno picchieri, fanteria di... Ma pure noi abbiamo i picchieri, guardate quanti ne abbiamo. Loro dove hanno qua? Hanno i batteristi pure dell'esercito questi qua. I bicchieri ne hanno 70. Noi ne abbiamo più del doppio e non riusciamo a entrare. Tutto quello che volete, ma non penso che non riescono a entrare. Dai. Dai, come fanno a non uccidere questi 10 uomini messi qui? Forse perché non hanno più il generale che li incita? Vediamo queste un attimo. No, se i briganti si possono dare una mano. E
niente, ragazzi, qua è solo una questione adesso di numeri, no? Non c'è niente più, l'abilità non c'entra più niente adesso. I cannoni intanto scappano addirittura. No, no, guardi il corpo del generale. Sapete che faccio adesso io? Li metto tutti qua i nostri uomini, eh? Loro ci seguono, i briganti qui da sinistra mentre escono gli sparano. Poi qua l'unica cosa da fare. Come volevo. Vediamo se... Ma perché state andando? Io ho detto di no. Tutti indietro. Tutti indietro. Spariamogli da lontano, visto che da vicino sono questi imbattibili. Ecco fatto. Mettiamoci da lontano. Tutta la calma possibile e immaginabile. Ecco qua, tutti da lontano. Qua abbiamo chi sono questi? I nostri batteristi dell'esercito sono sacrificati come esche. Però da lontano così riusciamo a dargli fastidio. Ecco, questa fanteria maledetta è spatriata. Vediamo se riusciamo ad ammazzarla. Forza ragazzi, maciniamoli, siamo lontani, abbiamo tutte le armi. Ma non penso che questi riescono a vincere. Oh. Dai, abbiamo appena 4 minuti per andare a prendere il controllo di tutto. Quindi qua li buttiamo tutti questi uomini. Avanti. Andiamo a prenderli. Forza ragazzi. Qua ci sono 180 picchieri che si stanno avvicinando. Tanto noi qua ora cercheremo di buttarli a terra. I briganti hanno finito le munizioni purtroppo. Ok ragazzi, stiamo cercando di dare le ultime ondate di fuoco agli avversari. Oh, attenzione col colpo a mitraglia. Ragazzi, non ci credo che stiamo perdendo. Oh, dai. Niente ragazzi, non ci stiamo riuscendo a mandar via gli uomini nemici. Le nostre unità impaurite si sono lasciate mandar via da questi 4 cannoni. Non so più cosa dirvi e niente, ci stiamo ritirando, sconfitta onorevole, però abbiamo dato molto stupida, si sono lasciati prendere dalla paura dei colpi di cannone. Alla fine a Venezia saranno rimasti 10 uomini e... boh. Infatti ne hanno perse, guardate quanto ne hanno perse 2340, gliene sono rimaste 400, più quelli che sono scappati, classici uomini con i cannoni, perché è morto il generale, fortunatamente, se no vincevamo. Sconfitto onorevole, ma la prossima volta vinceremo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.